La Lettonia teme la Russia ed è solidale con l'Ucraina. Ai microfoni di Est-Ovest il capo della diplomazia di Riga, Rinkevich. La Gagauzia, regione autonoma della Moldavia, abitata da una comunità turcomanna che parteggia per la Russia. In Slovenia, nella campagna per le presidenziali per combattere la crisi, si discute anche se fornire un pasto gratis a tutti gli scolari. Brotherhood, pluripremiato documentario di Francesco Montagnier, racconta la vita della famiglia di un jihadista in Bosnia. La lince balcanica a rischio estinzione, i programmi in Macedonia e Albania per salvaguardare questo felino selvatico. La Lettonia è alle prese con la formazione del nuovo governo dopo le elezioni parlamentari che si sono tenute il 1 ottobre, inevitabilmente influenzate dalla guerra in Ucraina. Con Jauna Vinuotiva, Nuova Unità, il partito vincente di centrodestra del premier uscente Krišjānis Kariņš e dell'attuale ministro degli esteri Edgars Rinkēvič, che hanno ottenuto 26 su 100 seggi al Seima, la Lettonia conferma il suo orientamento europeo, continuando ad essere uno dei paesi più critici nei confronti di Putin e più solidali con l'Ucraina, con la quale condivide il passato comune, cioè l'occupazione sovietica, e la presenza oggi di un'importante comunità russofona, che in Lettonia rappresenta 1/3 della popolazione. Popolazione che negli ultimi 20 anni si identificava con il partito Saskania, che ha condannato la guerra prendendo le distanze dal paese che ha rappresentato per i cittadini lettoni di lingua russa il riferimento culturale identitario e che per la prima volta non ha eletto nessun deputato. 25% support Ukraine, around 22% support Russia. Il 25% dei russofoni supportano l'Ucraina, il 22% la Russia, gli altri sono indecisi e confusi. Questa è la dimostrazione di quanto forte sia stata la propaganda dei media russi, la cui trasmissione in Lettonia è stata vietata subito dopo l'inizio della guerra. Questa però non è solo una nostra battaglia, ma la battaglia di tutta Europa. La solidarietà con quella che definiscono la sorella ucraina è incredibile, ma c'è una differenza fondamentale tra i due paesi. La Lettonia è un membro dell'Unione Europea e della NATO e il rischio di un'eventuale invasione da parte di Putin è minore. Il precedente governo ha dichiarato lo stato di emergenza nella fascia al confine con la Russia e Bielorussia, chiudendo anche la frontiera per i cittadini russi. We have always seen Russia as potential risk. That was the reason why we... La percezione della minaccia russa è sempre stata forte, per questo è stato importante entrare subito nella UE e nella NATO. Ora però qui non c'è alcun rischio perché la Russia è concentrata nella sua aggressione all'Ucraina. Dobbiamo però essere pronti a ogni tipo di scenario. Siamo grati alla NATO per aver rafforzato 2 anni fa la presenza militare in Lettonia e per il supporto che riceviamo da tutti i paesi, incluso dall'Italia. Including Italy. La paura della Russia e di un ritorno del passato accompagna i lettoni dall'anno della loro indipendenza, dal 91. A dirlo è il giornalista Pauls Raunceps, che ha commentato così l'attacco al gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico. It confirms what we know about Russia, that Russia has no red lines. Questa è un'ulteriore conferma che noi conosciamo bene la Russia e che bisogna prendere sul serio gli avvertimenti che noi, i paesi baltici, abbiamo sempre dato. La Russia non ha scrupoli e attaccherà qualsiasi obiettivo per arrivare dove vuole. Se la Russia non viene sconfitta in Ucraina, la minaccia si allarga anche ai paesi europei. I think that this is a clear signal that we all need to take. L'attacco è un segnale chiaro di quanto sia importante che l'Unione Europea e la NATO proteggano e garantiscano la sicurezza delle infrastrutture critiche. Ora è stato colpito il gasdotto, ma noi abbiamo anche l'elettrodotto e le connessioni internet in comune con i paesi vicini. Ed è così anche nel resto dell'Europa. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di scenario. All kinds of scenarios. C'è un'altra terra in Moldavia che ha rischiato di diventare una seconda Transnistria, regione separatista controllata militarmente dalla Russia, e la Gagauzia, regione a sud del paese abitata prevalentemente da un'etnia turcofona, i Gagauzzi appunto.
Oggi gode di un'autonomia speciale nel quadro normativo moldavo, ma all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica la tradizionale vicinanza culturale dei gagauzzi con la Russia fece nascere anche nella sua capitale Comrat spinte secessioniste. Gheorghi Leciu è il vicepresidente del Parlamento locale. La Gagauzia è un'entità autonoma dal 1992. Tra Comrat e Chisinau c'è un accordo riconosciuto dal Consiglio d'Europa, un accordo per garantire la nostra autonomia all'interno della Moldavia. Noi gagauzzi siamo di lingua turca, siamo di religione ortodossa, ma come vede parliamo tutti russo. Abbiamo un rapporto molto stretto, caloroso con la Russia, ma certo anche con la Turchia, e poi siamo parte della Moldavia, che è la nostra patria. Ragioni geografiche come la mancanza di confini naturali e un territorio frastagliato, ma anche economiche per una terra povera e agricola tennero a freno gli animi. Oggi, con l'aggressione russa dell'Ucraina e le spinte filorusse nella regione, la tensione sta riemergendo. Certo che può essere un problema per noi la guerra. Siamo preoccupati. Ci sono famiglie coinvolte, divise tra qui l'Ucraina e anche la Russia. Certo, qualcuno qui supporta, quello che sta succedendo, la guerra, altri no però. È un momento molto delicato anche per noi, che abbiamo parenti e amici in Russia e in Ucraina. È doloroso vedere fratelli che si stanno combattendo l'uno contro l'altro. E non sarà un caso se qui, a differenza che nel resto della Moldavia, Lenin è ancora saldo in piazza sul suo piedistallo. Mikhail Sirkeli è una voce fuori dal coro. Dalla sua web tv indipendente Nokta MD è convinto che, nonostante alla base dell'autonomia ci sia la lingua gagauzza, la realtà sia un'altra. Se guardate quanto alla gente interessi la lingua gagauzza, alla gente ma anche al governo, vi renderete conto che non interessa a nessuno. Qui tutti parlano russo, potete andare in giro per la città, non troverete nemmeno una scritta in gagauzzo. La gente solidarizza con l'aggressione russa. Il problema è che la Russia controlla l'elite politica locale. Forse sono pagati, anzi, sono sicuro che siano pagati. Rapporti con Mosca molto stretti che caratterizzano rispetto al resto della Moldavia questa terra dove la penetrazione della propaganda russa è ancora molto forte. La situazione dei media non è buona perché la maggior parte dei giornali e TV qui fanno gli interessi dei loro proprietari, che sono tutti controllati dalla Russia e diffondono la propaganda russa. La gente non ci vuole ascoltare perché noi diffondiamo una posizione diversa, supportiamo apertamente l'integrazione della Moldavia con l'Europa e la gente è contro l'Europa. Noi condanniamo apertamente l'aggressione russa all'Ucraina, qui invece la gente è a favore. Ecco perché c'è un conflitto di valori tra noi e la maggioranza della popolazione. Fuori dalla capitale Comrat, la Gagauzia assume però il suo aspetto più tradizionale. Nel piccolo villaggio di Beshalma, la storica Lyudmila Marin Karacioban gestisce l'unico museo della storia e delle tradizioni gagauzze. Oggi sì, in città si parla per lo più russo, ma nei paesi, nei villaggi la lingua gagauzza è molto usata, la parla l'80% della gente. Siamo qui da quasi 1000 anni, discendiamo dai popoli dell'Altai, dal primo kaganato turco dell'Asia. Oggi abbiamo una nostra autonomia, una nostra cultura e una nostra lingua che cerchiamo di mantenere viva. I ragazzi a scuola studiano la lingua gagauzza, la storia e le tradizioni del nostro popolo. Si potrebbe fare di più, ma non credo che la nostra lingua sia sull'orlo dell'estinzione. Intanto su Comrat la bandiera gagauzza e quella moldava continuano a garrire l'una accanto all'altra. Domenica scorsa in Slovenia c'è stato il primo turno delle elezioni presidenziali. Nel ballottaggio il duello sarà tra il conservatore Anže Logar e la liberale indipendente Nataša Pirc-Musar. Il primo ha convinto il 34% degli elettori, la seconda è stata votata dal 27% di quanti si sono recati alle urne. Anže Logar è stato ministro degli esteri nel governo del premier Janez Janša, un politico che in Europa è considerato vicino a Viktor Orban. Nataša Pirc-Musar, avvocata di successo, tra i suoi clienti anche Melania Trump, è conosciuta tra gli sloveni perché a lungo ha guidato l'ufficio delegato alla difesa dei diritti dei cittadini, una specie di difensore civico.
Alle urne si è recato poco più della metà degli aventi diritto. In Slovenia la sfiducia nella politica è palpabile. Tra le poche organizzazioni che riescono ad animare il confronto c'è l'Istituto 8 Marzo, un'associazione di giovani donne che nel 2021 con un referendum hanno cassato una legge che avrebbe privatizzato le fonti idriche, l'acqua pubblica. L'istituto è oggetto di una sistematica campagna denigratoria promossa da alcuni media vicini all'ex premier Janša. Nika Kovač, la leader del gruppo, è stata aggredita da uno sconosciuto mentre passeggiava nel centro di Ljubljana. Questa violenza è il sintomo di una sistematica produzione di odio. Ogni politico che aggredisce verbalmente l'avversario nei fatti legittima la violenza. I violenti possono credere che questo comportamento sia permesso. Lei è stata aggredita in strada, è stata spintonata, ha subito la lesione di una spalla. Perché questa persona ha scelto lei come bersaglio? Non lo so, probabilmente perché sono una donna. Attaccare una donna giovane è più facile che non prendersela con un giovane maschio. Io fisicamente non mi so difendere. L'Istituto 8 Marzo non è sgradito solo alla destra. Anche il centrosinistra sopporta male Nika Kovač, ne subisce l'iniziativa, il lavoro, la concretezza. Ad esempio, per combattere le diseguaglianze e la povertà, l'Istituto 8 Marzo ha depositato in Parlamento una legge per garantire a tutti gli scolari il pranzo gratis, una proposta che fa discutere l'opinione pubblica. È una buona idea, non ci sarebbero differenze tra chi può pagare e chi no. Nessun bambino sarebbe umiliato. Non sono completamente d'accordo. Ogni cosa ha il suo prezzo. Può essere simbolico, €1, però ogni cosa ha il suo prezzo. E poi c'è il rischio di sprechi, di buttare cibo nella spazzatura. Credo che un prezzo, anche minimo, ci debba essere. Se i genitori non hanno denaro, questo è sicuramente un aiuto per il bambino. Mi sembra giusto che tutti i bambini abbiano da mangiare. Per i bambini bisogna trovare i soldi. Ma come nasce la proposta di legge per i pranzi gratis per gli scolari? Moltissime persone ci hanno detto che non possono pagare gli affitti, le bollette. La crisi colpisce i più deboli, i bambini. Crediamo che garantire i pasti gratis a tutti gli scolari sia una soluzione necessaria e giusta. La scuola pubblica deve garantire a tutti uguali diritti, senza spese. La legge è stata depositata. Le attiviste dell'Istituto 8 Marzo ora stanno pungolando il governo di centrosinistra per farlo passare dalle parole ai fatti. Il padre, Ibrahim Delic, è un jihadista. Al ritorno dalla Siria viene condannato dalla giustizia bosniaca a 23 mesi di carcere. I 3 figli, Jabir, Usama e Useir, si trovano soli fra le montagne della Bosnia centrale, sopra Maglaj, a seguire le indicazioni lasciate loro dal severo padre predicatore, divisi fra responsabilità e desiderio di libertà. È la trama di Brotherhood, Fratellanza, documentario del trevigiano Francesco Montagnier, Pardo d'Oro nella sezione Cineasti del Presente al Festival del Cinema di Locarno, un lavoro di 4 anni. 4 anni che coprono il periodo prima dell'incarcerazione del padre, il momento del ritorno 2 anni dopo e le conseguenze che ha questo ritorno nella famiglia. 4 anni sono anche un periodo molto, molto lungo che copre gli anni chiave dell'adolescenza, infatti Brotherhood è un romanzo di formazione. Una formazione sui generis, scandita dal pesante lavoro da pastori in un paese impoverito dalla guerra degli anni 90, che Montagnier, già studente alla FAMU, la celebre accademia del cinema di Praga, riesce a raccontare con delicatezza. C'era un po' di tensione e sicuramente uno scetticismo da parte loro, erano molto scettici su questo ragazzo italiano che vive a Praga
che viene da noi a cercare di capire qualcosa della nostra situazione, della nostra condizione, del fatto che il padre fosse anche a processo per terrorismo. Prima di partire per il carcere, il padre convoca i figli nella stanza riservata allo studio del Corano e alle preghiere. A ognuno assegna un compito: curare la casa, curare il gregge, studiare. I bambini uomini si muovono in un contesto in cui il ricordo della guerra è sempre presente. Molti vicini considerano ingiusta la condanna subita dal padre e la Bosnia laica si confronta con il radicalismo lasciato in eredità dai terribili anni 90. Il film segue due piste, fedele all'ambiguità del titolo, fratellanza. Fratellanza inteso come potrebbe essere fratellanza musulmana, sia come il sentimento di essere fratelli, le difficoltà che ogni persona deve affrontare nell'adolescenza, nel crescere, delle volte dicendo anche di no a dei fratelli, sapendo dire di no alla propria famiglia e per sviluppare ognuno la sua propria identità. I tre fratelli guardano in direzioni diverse, riproducono il canone centrale nella letteratura bosniaca, almeno del Novecento, Andrić, Selimović fino a Kara Hasan e Sidran, della Sarajevo nel mezzo, fra Vienna e Istanbul. Guarda a est quello che sembra voler assumere il ruolo del padre, guarda a ovest il più grande, mentre il più piccolo cerca intanto di finire la scuola. Fin da subito notai che avevano tre caratteri molto diversi, quasi tre archetipi diversi, e quello mi colpì molto ed era quasi una condizione favolesca, no? Cioè quasi da favola, questi tre fratelli che vogliono tre cose completamente diverse, come se il più grande Jabir volesse andare verso occidente, il secondo Usama volesse andare verso oriente e invece il terzo Uzair non sa bene cosa vuole e guarda le due strade di due fratelli più grandi come due poli troppo estremi. Quale strada sceglieranno i figli del predicatore? Qual è il destino dei figli dei jihadisti? Non lo sappiamo. Rispondere a questa domanda non è l'obiettivo di Brotherhood. La sua forza sta nel ritratto universale di tre ragazzi ripresi nella vertigine del passaggio all'età adulta, una fase ricca di opportunità, inclusa quella di sottrarsi alla lezione familiare. Una fototrappola nascosta restituisce la rara immagine di una lince balcanica che vaga tra le montagne della Macedonia del Nord, al confine con Albania e Kosovo, e questo l'habitat naturale della sottospecie europea a rischio estinzione dopo 45.000 anni. Il programma internazionale di protezione della lince stima la presenza di circa 50 esemplari in vita, esito di un censimento condotto nella catena montuosa a cavallo fra i tre paesi, ultimo rifugio di un animale selvatico che per secoli ha popolato l'intera penisola balcanica, tanto da diventarne il simbolo. Come un re o un personaggio storico, la sua effigie si può trovare su alcune monete da 5 dinari. Il bracconaggio e il disboscamento sono considerate le principali cause del progressivo arretramento della lince balcanica verso territori sempre più impervi. Gli stabilimenti industriali, le centrali idroelettriche, gli impianti sciistici e le strutture ricettive per il turismo sono alcune delle opere dell'uomo che hanno sottratto alla lince i suoi storici terreni di caccia e la possibilità di vagare per centinaia di chilometri. In controtendenza rispetto ad altri carnivori a rischio come il lupo e l'orso, la cui popolazione risulta stabile grazie ai programmi di protezione portati avanti nel tempo, per la lince l'estinzione sembra irreversibile, con un crollo drastico della presenza registrata proprio negli ultimi anni. Dopo decenni di dibattiti e scontri con le associazioni ambientaliste, il governo della Macedonia del Nord ha approvato la costituzione di un'area protetta nelle montagne Shar, con l'obiettivo di attrarre le ultime linci in vita e ricostruire condizioni favorevoli alla riproduzione. Il provvedimento prevede forme di indennizzo agli agricoltori per la perdita di bestiame. Le linci infatti a volte attaccano le pecore in mancanza di cervi, lepri e volpi, sue prede di elezione. L'intero ecosistema della lince è stato semplicemente distrutto. Questo parco nazionale sarà una rigorosa zona di protezione. Non ci sarà ulteriore degrado rispetto a quanto già costruito fino ad ora. Alla lince sarà garantito lo spazio per sopravvivere. È una montagna transfrontaliera di importanza cruciale e significativa per la biodiversità europea, non solo nazionale o regionale, ma europea.
Un parco di 63.000 ettari che potrebbe raggiungere maggiore estensione considerando le zone montuose della vicina Albania, dove sono solo 2 le linci censite nell'ultimo anno, delle 6 fotografate dal 2011. That we create ecological corridors that connect these areas with each other. È importante creare dei corridoi verdi per mettere in connessione queste aree. Essendo così basso il numero di esemplari, si rischia un processo di erosione genetica. I cuccioli sono sempre meno capaci di sopravvivere in natura. I piccoli nuclei rimasti devono essere collegati e protetti, rafforzare le leggi e garantire che siano attuate. È quello che chiediamo al governo albanese. Implement the law. That is the thing that can help us preserve the links for future generations.